suo rapporto con Lucio Dalla e qual è il ricordo più importante che ha di lui. Allora, il mio rapporto con Lucio è iniziato nel 79 a Banana Republic, dove io andai perché facevo il fotografo, mio papà faceva il fotografo. Andai per fare delle foto, lì ci siamo conosciuti e dopo io sono diventato prima il suo fotografo ufficiale, poi quando sono nati, siamo stati insieme negli Stati Uniti la prima volta nel 1980 e lì erano nati negli Stati i primi videoclip. Allora, visto che io suonavo anche, e il mio sogno era fare al cinema, i videoclip mi sembravano una cosa fantastica perché c'era la musica da una parte e il cinema dall'altra, per cui ho iniziato a fare i videoclip, sono stato uno dei primi in Italia, ho fatto 260 videoclip. E il mio rapporto è nato lì e praticamente è durato per tutta la vita, per cui siamo stati molto amici. Ci siamo frequentati tanto, abbiamo lavorato tanto insieme, siamo andati in vacanza insieme, abbiamo fatto tante cose insieme. E mi manca molto. Secondo lei cosa rappresenta Lucio Dalla oggi in un panorama musicale completamente differente rispetto a quello dell'86 e come viene percepito dalle nuove generazioni? Ma guarda, io ho un figlio di 30 anni che suona, che canta, che insomma fa la pop star, e che vive in Germania. E devo dire che noto che le nuove generazioni comunque, anche se magari ascoltano cose diverse, rap, trap, tutto quello che è, comunque hanno un grande rispetto per un certo tipo di musica, come del resto noi, per esempio, nella mia generazione avevamo per i Beatles o per la musica che veniva da prima, no? Cioè, io credo che la grande musica, cioè i grandi cantanti, le grandi rock star vivranno per sempre, cioè anche le nuove generazioni comunque le ascoltano, conoscono le canzoni. Guardate Vasco, cioè Vasco è più grande di me, cioè, ci vanno i ragazzini di 15 anni, cioè, per cui non è un fatto generazionale, è un fatto di qualità della musica e anche di un certo tipo di musica che in qualche modo rimane nel tempo, no? E noi che abbiamo avuto la dimostrazione oggi, cioè, ascoltando quel concerto tu dici vabbè, potrebbe averlo scritto una settimana fa, capito? Non senti la vecchiaia delle canzoni, capito? Questo è importante. 4K e Dolby Atmos permettono di rivivere il concerto di New York dell'86 in un modo che sino ad oggi non sarebbe stato possibile. Che emozione si prova a rivedere Lucio Dalla in concerto e a sentire la sua voce ancora oggi e ancora una volta? Beh, insomma, chiaramente per me che poi l'ho girato è stata una grande emozione poterlo rivedere anche dopo tanti anni con questa qualità, perché comunque è come se tu l'avessi risuscitato, no? Avessi risuscitato un corpo moribondo. Era già abbastanza buono allora in qualche modo, perché comunque è stato appunto girato in pollice, l'audio era già buono, però devo dire che è stato fatto un grandissimo lavoro e in questo, quando poi la tecnologia arriva a supporto dell'emozione, hai fatto sempre bingo, insomma, in qualche modo. Cos'è stato Lucio Dalla per lei? Un grande amico, un grandissimo amico, uno dei miei, forse il mio migliore amico che ho avuto per la vita, ed è stato anche un amico, un maestro, mi ha insegnato tante cose. Noi avevamo 13 anni di distanza. E era un rapporto, perché ogni tanto era un rapporto di fratelli, ogni tanto era un rapporto fratello più grande. E per me chiaramente era un mito. All'inizio diciamo che il rapporto si è sempre più accorciato rispetto alla differenza di età, nel senso che all'inizio, quando io l'ho conosciuto nel 79, per me lui era uno molto più grande, no? Poi andando avanti, conoscendolo e frequentandolo, siamo diventati sempre più vicini, diciamo, in qualche modo, no? Però è stato un grande amico.
era il tuo rapporto con Lucio e qual è il ricordo più importante che hai di lui? Allora, il mio rapporto con Lucio nasce attraverso la musica, sicuramente. È stato il veicolo che ci ha fatto diventare assidui frequentatori uno dell'altro. Io avevo così il desiderio di essere cantante, lui questa cosa ho letta negli occhi, o gliel'ha detto qualcuno, perché quando me l'hanno presentato lui ha detto tu sei una cantante. E il giorno dopo appunto ero già in studio a fare un provino per Ron, che andò bene, dopo ha cominciato a diventare un lavoro per me. E questo chiaramente però ha portato dietro anche il rapporto affettivo, perché Lucio aveva una famiglia che non era quella di sangue, diciamo, ma una famiglia erano le persone con cui lui lavorava, quindi lavoro e affetto per lui erano due cose mischiate, insomma, quindi dal momento che ti dava un soprannome voleva dire che eri diventato uno della famiglia. Il mio soprannome era Paolina, che era poi Paolina Bonaparte, perché sta sempre, Paolina Borghese, che sta sempre sul divano, pigra, e io ero un po' pigra. E ricordo sicuramente quello più così che mi apre il cuore quando appunto ho fatto questo provino, io cantavo e vedevo la sua reazione di là dal vetro, così entusiasta, così proprio faceva il tifo, e sentivo che insomma stava piacendo il mio modo di cantare. Assolutamente non avevo mai fatto scuola io di canto, io ascoltavo i dischi e ci cantavo sopra, quindi era la prima volta che cantavo davanti a una persona importante, quindi vedere la sua reazione mentre cantava era una cosa che mi riempiva di gioia, di, non so, qualcosa di esplosivo, insomma. È un ricordo molto bello. Secondo te cosa rappresenta Lucio Dalla oggi, in un panorama musicale completamente differente rispetto a quello del 1986, e come viene percepito dalle nuove generazioni? Ma mi piacerebbe saperlo, perché io sento che ci sono anche dei nuovi autori che sono fortemente influenzati da Lucio musicalmente, perché Lucio era un musicista e un cantante pazzesco, e questo film lo ricorda a tutti perché canta in un modo, e poi anche gli arrangiamenti sono incredibili, e sento che c'è questa assonanza in alcune scelte appunto di armonie, di arrangiamento. Diciamo che la cosa che lo distingueva molto era il suo racconto in terza persona, cioè il partecipare alla vita degli altri mettendosi un po' in un angolo e raccontandola. Ecco, questa è una cosa che sento meno nelle canzoni adesso, cioè canzoni che parlano di qualcun altro o che lo descrivono. Quello è un modo di scrivere che forse fa un po' parte di quegli anni, ma penso che lui sia stato veramente portatore di un modo di scrivere le canzoni dove sì, c'era l'autore delle canzoni, quindi il cantautorato, chiamiamolo così, ma non si sentiva, perché c'era una cura per la musica pari a quello per le parole. Non so se mi spiego, mentre non so, ascolti Guccini, ascolti altri cantautori, senti che proprio la parola, giustamente perché la parola è anche musica, in primo piano. Con Lucio c'era questo equilibrio tra l'arrangiamento, quindi il volersi far contaminare dalla musica black, dalla musica classica, così, e questa enorme, grandissima maturità nello scrivere che sicuramente lui ha raggiunto anche musicando le poesie di Roversi. E 4K e Dolby Atmos permettono di rivivere il concerto di New York dell'86 in un modo che sino ad oggi non sarebbe stato possibile. Che emozioni si prova a rivedere Lucio Dalla in un concerto e a sentire la sua voce ancora una volta? Beh, io non ti nascondo che in certi momenti ho proprio, non dico pianto, però mi si sono inumiditi gli occhi, perché io ero là quando l'ha fatto e quindi avevo un ricordo così di un bellissimo concerto, che poi lui ne fece anche 2 in Canada prima, e furono tutti bellissimi concerti, però quello di New York era particolarmente strano perché era un posto piccolo, ma un posto estremamente importante, perché il Village Gate era proprio il tempio del jazz, cioè un posto mitologico, e l'ultimo live di quel locale è quello di Lucio. C'è tutto un elenco di live che da Nina Simone, adesso non ricordo, però nomi straenormi, e l'ultimo è Lucio Dalla. Rivederlo adesso con quella qualità di suono a me sembrava di essere lì.
E quindi la cosa mi ha fortemente colpito. Non nascondo che mi cercavo tra il pubblico, ma chissà dov'ero. Ultima domanda, che cosa è stato Lucio Dalla per te? È stato un amico, prima di tutto, ma anche una persona che mi ha insegnato qual è il mondo del lavoro. Lui mi ha detto: il mondo del lavoro è questo qua, poi fai tu. Nel senso che non era uno che ti insegnava le cose salendo in cattedra. E lui le persone a cui voleva bene le coinvolgeva in quello che faceva e tu imparavi guardando. Poi magari ho scelto anche strade diverse, però è stato un buon amico anche per quello, cioè non mi risparmiava le cose anche, insomma, che erano un po' un contropelo per uno che magari è creativo, quindi dover anche, insomma, relazionarsi col mondo del lavoro, quello concreto. Cioè era una persona estremamente seria Lucio quando parlava di lavoro, non era così, non faceva le cose a caso, curava tutto nei minimi particolari, e se a uno non piaceva l'ultima sua canzone si incazzava proprio e non gli rivolgeva la parola per un mese. Aveva anche un lato duro, cioè non era una persona solo così simpatica e geniale, era molto, ma molto, molto di più.